Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei droni nell'agricoltura e nella viticoltura? Ora, i vantaggi di utilizzo del drone in agricoltura sono molteplici, da quella che è la conformazione del terreno, permette di andare a sopperire magari in terreni in pendenza a dover mandare l'operatore singolo a operare sul vigneto oppure lavorare con il trattore con pendenze importanti, quindi con rischi anche di cappottamento. Un altro vantaggio è quello di poter entrare anche con il terreno bagnato, perché il drone comunque volando non deve andare a calpestare, quindi non è soggetto ai problemi di fango. E poi ci sono tutta una serie di vantaggi che derivano dall'utilizzo di questa tecnologia, a partire dalla pianificazione che può essere fatta in anticipo e permette di lavorare uno stesso campo con una stessa pianificazione più e più volte. Diciamo, ci sono parecchi modelli, noi in questo caso abbiamo un Agras MG1P che permette di lavorare come appezzamento massimo circa 4 ettari ora, quindi andando a intercambiare le batterie in dotazione, che hanno un tempo di ricarica di circa 20-25 minuti, permette all'operatore di cambiare in autonomia le batterie, di ricaricare il serbatoio. Tutti questi processi vengono gestiti in maniera automatica dal mezzo, che quando sente che il serbatoio è scarico rientra per andare a riempire di nuovo il serbatoio, per andare eventualmente a cambiare la batteria. Quindi sono tutti percorsi intelligenti che vengono gestiti in automatico, e uno stesso operatore può addirittura con un singolo comando andare a comandare 5 droni contemporaneamente, che in maniera autonoma vanno a gestirsi l'appezzamento di terreno che ho deciso di lavorare. La risposta dei viticoltori per questi nuovi prodotti è sicuramente un grande interesse. Sono stimolati dal capire esattamente quali possono essere i vantaggi dell'impiego di queste macchine e vogliono vederlo dal vivo per rendersi conto sia della semplicità di utilizzo che appunto degli stessi vantaggi di cui discutiamo quando veniamo contattati. La cosa migliore appunto è quello di creare un evento, una dimostrazione come quella di oggi, per far sì che quelle che sono parole poi si trasformano in fatti e capire esattamente quello che è il meccanismo di utilizzo, l'impiego fino all'arrivo in campo per l'attività da svolgere.